Quante vite ha vissuto Jack Swigert? Vediamole insieme rapidamente. Lui nasce a Denver, nel Colorado, e poi diventa molte cose, molte persone. Studia, poi diventa un giocatore di football americano e via via un ingegnere meccanico, un pilota collaudatore di aerei, un soldato che combatte nella guerra in Corea e poi si prende 2 lauree, la prima in economia, la seconda soprattutto in scienze aerospaziali. Nell'Apollo 13 lui non era il titolare, non doveva andare in orbita. Entra nella formazione decisiva per via di una malattia del titolare che si chiamava Ken Mattingly, che contrae la rosolia all'ultimo momento. A Jack dobbiamo una frase che è rimasta nel nostro immaginario collettivo, è diventata quasi un modo di dire: Houston, abbiamo un problema. Che poi esattamente non è stato questo il testo esatto è: ok Houston, abbiamo avuto un problema qui. 13 aprile 1860